entra nel vivo la stagione concertistica del Teatro Mario del Monaco di Treviso, con un evento tra i più attesi. Protagonista della serata il violoncellista Mario Brunello, artista di fama internazionale, salito sul palco anche nel ruolo di direttore insieme ai solisti aquilani. È un artista che si esibisce in tutto il mondo e siamo onorati di averlo potuto ospitare ancora nel nostro teatro. È stata una serata di grande successo, di grande pubblico, delle grandi occasioni. Una stagione che continua quindi nel crescente entusiasmo. Siamo al 7° concerto sui 10 in programma in stagione e questo fa ben sperare per il futuro. Stiamo lavorando già alla programmazione futura e presenteremo la prossima stagione 26-27 prima dell'estate. Un concerto che unisce epoche e stili diversi, dal romanticismo di Schubert alle sonorità del Novecento di Weinberg, offrendo al pubblico un viaggio musicale intenso e originale. Un appuntamento che conferma il Teatro del Monaco come punto di riferimento per la grande musica. Va a coronare e a confermare una straordinaria stagione del nostro teatro, sia sotto il profilo operistico, quindi delle rappresentazioni lirico-sinfoniche che concertistiche. Siamo arrivati quest'anno ad un 50% in più di abbonati rispetto agli ultimi 3 anni, quindi veramente è è stata una stagione importantissima, straordinaria, e che noi assolutamente confidiamo che sia altrettanto, se non ancora più importante, quella del prossimo anno.